Sarà centrale anche alle prossime elezioni regionali. Noi consideriamo che per la fase di attuazione dell'autonomia serva un presidente leghista. Senza Lega, al governo della regione l'attuazione del disegno di legge sull'autonomia è a rischio. Lo dice da vice segretario federale Alberto Stefani, ma soprattutto da primo firmatario della proposta di legge per garantire il terzo mandato ai governatori di regione. Eppure Stefani, enfant prodige del Carroccio, carriera fulminea e piglio deciso, un piano B lo ha già. Sarebbe lui infatti il candidato più accreditato tra i suoi per sostituire Zaia come candidato del Carroccio, qualora, nonostante i consensi racimolati dal presidente negli anni, la proposta non dovesse passare. Una dichiarazione di guerra anche nei confronti degli alleati che dovessero frapporsi agli obiettivi del partito che nelle prossime ore porterà il disegno di legge dell'autonomia in giro per l'Italia, da nord a sud. Sembra quasi un'assurdità, ma i livelli essenziali delle prestazioni per i territori del centro-sud esistono grazie alla legge dell'autonomia della Lega. Proprio perché noi consideriamo la necessità di avere un controllo di gestione, vogliamo capire dove vengono investiti i soldi e se quei soldi sono stati investiti bene. Dispiace che Tajani si presti a una strumentalizzazione dell'autonomia. Ripeto, al centro-sud questa riforma porterà dei benefici e dovrebbe piuttosto impegnarsi a spiegare quali benefici porterà. Sul territorio per l'autonomia, ma anche in difesa del ministro dell'Interno Matteo Salvini, imputato con una richiesta di 6 anni per sequestro di persona. La raccolta firme ovviamente mira a ricordare che tutto questo è avvenuto su mandato dei cittadini italiani che gli hanno chiesto di fare questo. 200 gazebo in tutto il Veneto, ecco la mappa. La Lega torna alle origini, punta a riprendersi il territorio e lo farà schierando nel weekend sindaci, assessori e consiglieri. Rappresentano per noi il punto di collegamento tra il territorio e il partito. Nessun altro partito in Veneto ha questa struttura e intendiamo valorizzarla. Mercoledì 25, intanto, l'audizione finale dedicata alla legge sull'autonomia in commissione parlamentare bicamerale. Attesissimo il ministro Calderoli.